Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto al titolo della mascherina, oggi parleremo niente po' di meno che dei famigli. Dei famigli che, per chi ha visto qualche puntata televisiva famosa, era molto battuto come tema di magia. E che cosa sono questi famigli? Adesso ve lo spiego, però prima di spiegarvi questa cosina in modo molto veloce e succinto, perché sapete che le mie pillole sono molto corte, vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Hildegard del Marietto Veneziano, di venirci a trovare sui nostri gruppi Facebook e Telegram, e se vi scappa anche un bel like, di farlo, che un like non si dice mai di no, e fa sempre piacere. Bene, iniziamo con i famigli. Allora, prima di tutto, i famigli generalmente prendono la forma di un animale, prendere anche la forma di un oggetto, tipo un gnomo da giardino o una statua, no? Però diciamo che i famigli generalmente vengono usati come animali chiaramente eterici, creati con delle procedure eteriche che spiegherò poi nelle prossime pillole. Questi famigli chiaramente dovete sceglierli voi, nel senso che voi potete scegliere un animale, quindi capire certe caratteristiche dell'animale che si confà più alla vostra attitudine e al vostro scopo. Ad esempio, se volete un animale che vi difenda e vi dia, non so, come compagno che stia in casa, o potete scegliere un gatto per le sue qualità, oppure un cane se volete un famiglio di difesa che nessuno entri, oppure un orso per essere più aggressivo, che possa darvi un aiuto. È chiaro che però bisogna stare attenti che se scegliete un animale che ha delle peculiarità importanti, dovete stare attento che però magari se scegliete ad esempio una gazzella che è veloce, però dovete pensare anche che ha la capacità anche di essere molto paurosa, e quindi magari vi potrebbe incutere in voi in alcuni momenti delle paure, no? Se scegliete ad esempio una gazzella. Invece se scegliete ad esempio un orso, magari potrebbe darvi troppa impulsività e troppa forza e troppa aggressività. Quindi dovete sempre scegliere un famiglio che rappresenti un po' il vostro stile, la vostra qualità e il vostro scopo, però sempre tenendo in considerazione non solo le peculiarità, ma anche i difetti. Quindi se volete qualcuno che difenda, va bene un famiglio come cane, ma non certamente come un orso, perché sennò diventereste troppo irruenti e potrebbe influenzare troppo il vostro carattere. Poi chiaramente potreste anche mettere un famiglio dentro, ad esempio, una statuetta. Ad esempio si potrebbe mettere dentro una statuetta e fare in modo che questa statuetta abbia le stesse caratteristiche di un famiglio. Magari solamente la statuetta si potrebbe utilizzare tramite chiaramente una sua consacrazione, una sua operazione magica in cui si impregna di un egregore, ad esempio per la salute fisica. Quindi voglio dirvi prima di tutto che questa pillola è solamente per dare una spolverata e farvi capire che esistono queste possibilità dei famigli, perché alcuni mi hanno scritto per sapere cosa sono e se davo qualche indicazione. Quindi i famigli sono praticamente o da un lato degli animali eterici che praticamente sono degli egregori a cui si dà una forma, una qualità di un animale, no? E chiaramente devono essere fatti, la maggior parte sono fatti in astrale, che poi chiaramente questi animali egregorici praticamente ci accompagnano tutta la giornata. Però bisogna anche ricordarsi che a questi famigli bisogna dar da mangiare, perché se no prima loro cercano di mangiare noi, se ad esempio se un orso, se è un animale un po' pericoloso, e poi se poi noi non gli diamo abbastanza cibo e noi non riusciamo a dargli abbastanza cibo, muoiono. Quindi dobbiamo stare attenti che non dobbiamo avere neanche un debito karmico. Quindi quando voi fate un famiglia dovete sempre tenere presente una cosa, prima di tutto che regolarmente una volta al mese consiglio, perché se uno gli dà da mangiare una volta al giorno, poi alla distanza si stanca e alla fine se ne dimentica, lo lascia morire e quindi avrà un debito karmico. Quindi l'ideale sarebbe una volta al mese, vi spiegherò poi come fare a crearli nelle prossime pillole,
e vi voglio dire che dovete scegliere un famiglio o secondo la vostra intenzione, e quindi vi consiglio di prendervi un bel libro sugli animali e di studiarvi praticamente la tipologia di animale a cui voi vorreste un aiuto, di cui voi vorreste un aiuto. Dopodiché la cosa si fa quando si hanno le informazioni per poter fare questi famigli. Vi ricordo anche che si possono usare delle statue o creare delle statue con le proprie mani. L'ideale sarebbe proprio farle con le proprie mani, con della creta, con del sasso, con del legno, e poi dopo bisogna vitalizzarli con delle consacrazioni che spiegherò poi nelle prossime pillole, dove magari ad esempio una statua può diventare un amuleto con dentro il suo egregore per portarci fortuna, farci vincere, non so io, per farci dimagrire o quant'altro. Bene cari amici, questo era un piccolo excursus sui famigli. Nelle prossime pillole racconterò ancora qualcosa in più in dettaglio per fare in modo che voi possiate ad esempio iniziare a costruirne qualcuno. Grazie cari amici e alla prossima. Però prima di chiudere in finale vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Illegale al vostro Marietto e di venirci a trovare nei gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!